Allora, si vociferava all'inizio l'intenzione da parte di una compagnia telefonica di installare un'antenna in via Cerretta. Purtroppo poi questa voce è stata reale. Difatti è arrivata una manifestazione di interesse e un privato ha ceduto il terreno, quindi il gruppo si è mobilitato per sensibilizzare la zona ed effettivamente c'è stata una buona risposta da parte dei cittadini, dei vicini di via Cerretta. C'è stato un incontro importante anche con l'amministrazione, alla quale hanno partecipato diverse persone anche non appartenenti al gruppo. Ci sono stati degli interventi molto importanti e qualche mese fa la procedura è stata bloccata in quanto sono stati rilevati sia delle date errate da parte dei membri del gruppo e sia l'amministrazione ha richiesto delle aggiuntive da parte della compagnia telefonica che non sono state appunto integrate. Quindi è stata la prima vera vittoria del gruppo, che ha visto anche una sinergia tra gruppo e amministrazione. Questo è assolutamente da riconoscere e credo che sia anche un po' lo spirito del nostro gruppo, quindi la collaborazione, il confronto, il dialogo. Allora, per quanto mi riguarda sono stati dei giorni anche di preoccupazione, abbiamo cercato di contattare anche più volte i cittadini di via Cerretta per informarci e abbiamo proprio fatto una sorta di countdown e allo scadere poi dei giorni e quando abbiamo avuto l'esito positivo abbiamo festeggiato, abbiamo informato gli altri gruppi No 5G. È stato molto bello perché c'è stata anche una condivisione anche nei gruppi nazionali, quindi la nostra battaglia è comunque stata riconosciuta ed è stata presa anche ad esempio dagli altri. Il gruppo è nato a febbraio del 2025, dopo una riunione che abbiamo fatto. Credo che sia un movimento importante perché ha provocato un risveglio della comunità. Allora, il problema è stato che un gruppo di cittadini verso fine dicembre del 2024 si sono accorti che cominciava ad esserci del movimento in via Stazione e a gennaio è sorta questa antenna. Allora, l'antenna al momento di via Stazione non è attiva e abbiamo inviato diverse mail per avere delle informazioni, ma queste non ci sono state date né dall'amministrazione né nemmeno dagli enti. Per fare in modo che le compagnie telefoniche non installassero in maniera selvaggia sul territorio antenne 5G ha predisposto un piano antenne la società incaricata di elaborare questo piano antenne, ossia la Polab, ha delineato delle aree di interesse in rosso, con dei grandi circoli in rosso sul nostro territorio. Su questi circoli rossi potrebbero, anzi le compagnie telefoniche possono presentare ogni 30 di aprile, in seguito all'elaborazione di questo piano antenne, la loro manifestazione di interesse. Il ruolo del nostro gruppo è stato fondamentale perché più di 100 persone che si stanno impegnando affinché Vezzano non venga deturpato, perché questo è il senso. Noi abbiamo un paese diviso in 8 frazioni, ma abbiamo 2 particolari, perché abbiamo Vezzano capoluogo che si divide in Vezzano Alto e Vezzano Basso, che sono 2 posti, 2 location storiche con dei borghi fantastici, all'interno dei quali è inaccettabile vedere sorgere un'antenna alta dai 24 ai 36 metri. È inaccettabile. Quindi il ruolo del nostro comitato è stato di opposizione a queste manifestazioni di interesse, a queste richieste da parte di persone, quindi di compagnie al di sopra di tutto, che vengono e dicono: io la voglio lì per interessi. No.
noi non siamo d'accordo. Allora, il nostro gruppo si è, dalla formazione, come ha detto Concetta prima, ha intrapreso tutta una serie di iniziative, dalle passeggiate alle manifestazioni con striscioni, a richieste video alla Presidenza della Repubblica. Siamo arrivati anche alla Presidenza della Repubblica, siamo andati direttamente alla Presidenza della Repubblica per portare materialmente, senza inviare per email, una lunga lettera dove chiediamo al Presidente aiuto. Abbiamo stilato un manifesto. La cosa principale del quale siamo orgogliosi è questo manifesto, dove chiediamo a tutta la popolazione che Vezzano venga stabilito paese a lenta comunicazione. Il problema è stato sollevato da noi di Via Ceretta assieme ad abitanti di Via Stazione per quanto riguarda appunto l'intenzione dell'installazione delle antenne. In Via Ceretta inizialmente il proprietario non ha ceduto il terreno. Noi abbiamo informato gli abitanti del crinale se la sarebbero trovata praticamente all'altezza delle loro finestre. Abbiamo costituito il gruppo, siamo andati in comune con fatica, ma siamo riusciti ad evitare questo. Ora poi è successo che un privato ha venduto il terreno per un'eventuale installazione in luogo diverso, ma vista la situazione, insomma, per ora non si è fatto nulla. Non si è fatto nulla grazie anche, diciamo, all'opera costante di questo gruppo che si è costituito ed è praticamente tutto fermo, così come non è ancora stata effettuata diciamo così, l'installazione per la funzionalità dei dispositivi che dovrebbero essere installati su questo traliccio. Io spero in una vittoria definitiva. Si tratterà comunque di tenere duro, di fare in modo che anche se questa qualcuno la considera una tappa, dico, vada avanti perdendosi diciamo, nel nulla, anche perché abbiamo soluzioni alternative quali la fibra ottica che è presente nelle cabine telefoniche e non viene installata, ma Via Ceretta ha un crinale bellissimo. Dico, ora i tempi stanno cambiando, ma c'erano coltivazioni di vario genere, uliveti che fornivano olio che era ritenuto il migliore della zona, vigneti che ugualmente producevano buonissima uva da vino, quindi praticamente ci interfacciamo con la città, col progresso e diciamo così col mondo di prima, col mondo agreste e l'entroterra spezzino. Questo è, quindi vorremmo che si conservasse in questo modo, ecco questo è il nostro auspicio, vorremmo continuare a viverci senza contaminazioni e senza le radiazioni che purtroppo non fanno bene a noi, non fanno bene all'ambiente, non fanno bene nemmeno a ciò che produce la terra, questo ecco. Per quanto riguarda invece la vittoria di Via Ceretta è stato un punto fondamentale per il comitato, perché mai avremmo potuto credere di vincere almeno una tappa della battaglia. Tutti ci dicevano che era impossibile vincere e quindi quando è arrivato il diniego da parte dell'amministrazione, che è stata stimolata anche dal comitato ma ha avuto la capacità di portare un punto di svolta nella richiesta che ha bloccato poi di fatto l'installazione dell'antenna, diciamo che questo è stato per noi un motivo di speranza anche per il futuro, per noi e per tutte le altre realtà, perché in città stanno sorgendo antenne ovunque, come sappiamo tutti, nei palazzi ogni 200 metri c'è un'antenna, quindi diciamo che la nostra battaglia deve essere per noi ma deve essere anche per gli altri e quindi uno stimolo per tutti. L'importante della nostra avventura è stato l'incontro con le persone, l'incontro con il paese,
le discussioni, le attività, le camminate sul territorio. Un territorio che meriterebbe attenzione, che merita di essere tenuto vivo. Molti problemi dei borghi antichi di tutta Italia sono legati alla popolazione che ormai invecchia e adesso alcuni giovani, persone, coppie, famiglie, per riuscire a recuperare una vita più serena, più tranquilla, a contatto con la natura, si stanno interessando alle case, a tentare di vivere in un altro modo, in un modo più sereno, più lento, riappropriandosi del proprio tempo, riappropriandosi del proprio collegamento con la natura. È anche questo uno dei motivi per cui il gruppo si è attivato, per tentare di rivivere in modo più naturale i luoghi, e certamente avere delle antenne che invadono questo ambiente non è la cosa per noi giusta. Come è anche emerso in sede di riunioni in comune con il sindaco e la giunta, le amministrazioni locali non hanno più alcun potere per vincolare le infrastrutture primarie, non possono opporsi, non hanno i mezzi anche legislativi per opporsi. Appunto perché sono considerate infrastrutture primarie. Il gruppo No 5G di Bezzano Ligure si è formato spontaneamente, quasi una cosa imprevista. È stata bellissimo perché a seguito di una riunione che c'è stata in Consiglio Comunale ci siamo ritrovati come popolazione indignati da scoprire per caso la realizzazione di un'antenna sul nostro territorio senza che nessuno ne sapesse nulla. Gli interessi principali della popolazione sono quelli della salute, del rispetto del paesaggio e di non avere cose cadute dall'alto. Noi siamo partiti dalla nostra bellissima Costituzione, il potere appartiene al popolo, per rivendicare i nostri diritti. Se ne denotano i lineamenti di un attacco verso tutti quelli che sono l'interesse pubblico da parte della popolazione, in contrapposizione a quelle che sono le forze che vogliono privilegiare quello che è l'interesse economico. Sicuramente il comitato con la sua presenza ha fatto riflettere l'amministrazione comunale e tutte le amministrazioni che abbiamo avuto il piacere di incontrare, compreso la prefettura, perché questo interesse, la presenza costante e determinata del comitato, delle sue persone che lo compongono, ha fatto pensare a quello che stava succedendo e cercando di rispettare la volontà popolare nel miglior modo possibile.